Prima una stretta di mano a dir poco forzata davanti ai flash dei fotografi. Poi una tenera pacca sulla spalla, quasi a dirsi coraggio. D'altro canto la Lega in frantumi e i cocci da raccogliere sono tanti. A meno di 48 ore dai fatti di sabato, il governatore Luca Zaia ed il segretario nazionale Flavio Tosi ancora di fronte. Stavolta alla tradizionale cerimonia annuale al comando interregionale della Guardia di Finanza di Venezia. Il sindaco di Verona sceglie la strada del silenzio. Il presidente della regione accetta invece di intervenire ai microfoni e lo fa per porsi al di sopra delle parti, anche di quella rappresentata dal suo leader storico. Beh, per quanto riguarda Bossi è bene chiarire una cosa, che io non so cosa faccia Bossi, cosa voglia fare, non sono informato di questo, ma per quel che mi riguarda, qualunque cosa faccia, io sicuramente non sarei lì a seguirlo e peggio ancora ad assecondare magari eventuali rotture della Lega. Non si può riesumare Bossi, sembra dire il governatore, che spiega così i termini del suo ragionamento. Non condivido la visione secondo la quale chi protesta, chi ha qualcosa in dissenso da dire rappresenta il cerchio magico o i bossiani, perché i bossiani in Veneto si contano sulle dita delle mani e peraltro molto spesso si muovono anche male perché approfittano di un dibattito civile per entrare e uscire da questo dibattito e mettere il cappello sopra, come si può dire, al dibattito. E quindi in Veneto esistono i bossiani, da un lato, si contano sulle dita di una mano, e dall'altro esistono invece due grandi correnti di pensiero che debbono trovare la loro sintesi e che nulla hanno a che vedere con cerchio magico, diamanti o robe del genere. Urge una sintesi tra le due correnti, afferma il governatore, che indica la via da seguire per ricomporre la situazione. Ho proposto un conclave perché penso che di fronte a due situazioni, a due posizioni che comunque oggi non collimano, si debba puntare a dei mediatori che possono essere delle persone di indubbia moralità, nonché etica e riconosciuti del movimento, che possano in un conclave far uscire un movimento ancora più solido di prima,